la radice mia è qui, in questa Valzemola, dove ho fatto il pastore dai 7 anni fino ai 13. È un posto non a 5 stelle, ma a miliardi di stelle, basta guardare la notte. Ci sono alcuni rifugi qui, uno qui sopra sulla cava di marmo del Monte Buscada, dove io ho lavorato 5 stagioni a fare lo spaccapietre. Ora un bel rifugio con posti anche a dormire, c'è il rifugio Maniago, inaugurato il 25 agosto del 63, quando io ero con mio fratello qui alla Malga Pezzei, e per la prima volta quell'anno lì scalai il Duranno. Basta guardare questa montagna qui dietro, chi ha passione di rocce, di geologia, si vede la curva di milioni e milioni di anni dove la montagna con le spinte tettoniche sono innalzate. Basta osservare, ci sono le vipere qui sopra, ci sono i fiori. È una valle delle tante ancora rimaste, diciamo, abbastanza selvagge, abbastanza pulite, abbastanza naturali, come la Val Cimoliana, i Campanili Montanaia, la Valle del Cadore. Questo piccolo paradiso ancora camminabile, dove il turista se la deve guadagnare la mangiata al rifugio. È un posto dove ci si deve accontentare, no? Non si può avere delle pretese qui che si hanno in città. C'è il panorama, c'è la natura, c'è la bellezza, ci sono questi torrenti in cui si può bere l'acqua. Sedetevi e osservate, vi mettete vicino a un formicaio e osservate le formiche guardiano, le formiche operaie e poi mettete una mano senza far male alle formiche, mettete una mano sopra. Le formiche, per difendersi, vi spruzzeranno una specie che sembra acqua, invece è l'acido formico. E lo respirate così, vi sentite aprire il cuore, i polmoni, il naso, tutto. Sono piccoli dettagli così che per assaporarli, per vederli, non bisogna avere fretta. Perché la cima sì è l'obiettivo, ma durante sono tante piccole cime da osservare. Mi è rimasto questo legame, queste primavere, queste stagioni che passano, e ogni passo che faccio in questa valle, l'ho anche scritto in alcuni libri, forse tutti, mi riporta indietro nel tempo e mi riporta a qualcosa, a dei ricordi. E bisognerebbe fare un turismo tra di noi, in questo periodo anche di difficoltà col virus, con questa malattia che ha sbilanciato tutta l'economia mondiale. Ecco, darci l'acqua tra di noi, come le tegole del tetto, mi diceva il nonno, che si passano l'acqua, non se la tengono. Vorrei però esortare alla buona educazione. Se noi andiamo da qui alle 7 fontane, troviamo un quintale di spazzatura. Non si può buttare via così.